Aumenteranno gli spazi sotto la gestione comunale per un potenziale maggiore introito nelle casse di Palazzo dei Giganti. Il Comune di Agrigento ha deciso di mettere ordine nella selva delle insegne pubblicitarie che campeggiano nel territorio. Il regolamento è stato approvato da Aula Sollano. Gli spazi controllati dal municipio passano da 678 a 1862 metri quadrati, mentre per le affissioni dirette, cioè quelle dedicate ai privati, i metri quadrati da mettere a bando saranno oltre 1000. La maggior parte sarà concentrata nella zona di Agrigento Centro. Quello appena varato è una sorta di PRG della pubblicità, uno strumento atteso da anni e votato solo dai gruppi della maggioranza che sostengono il sindaco Firetto, ad eccezione dei Di Mauriani, che continuano a svolgere una non troppo velata opposizione all'interno della coalizione. Le opposizioni si sono espresse contro al termine di una seduta che ha visto concentrare il dibattito in particolare su un articolo del regolamento, il numero 37, che prevede la possibilità di richiedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore del piano l'autorizzazione in sanatoria per gli impianti pubblicitari non autorizzati ma conformi alle disposizioni del piano stesso. Le forze di minoranza hanno chiesto il ritiro del piano, la risposta della maggioranza è stata invece quella di andare avanti, confortata dal parere degli uffici secondo cui non si tratterebbe di sanatoria, dal momento che ogni singola posizione, è stato spiegato, sarà vagliata e soprattutto che il patrimonio oggi esistente è stato cristallizzato con un report fotografico. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore Elisa Vironi, che ha seguito da vicino l'iter. Per il sindaco Firetto l'approvazione del piano è un atto di civiltà, si mette fine alla giungla, si migliora il decoro urbano, con il nuovo piano degli impianti pubblicitari ripristiniamo la legalità. Un riordino, osserva ancora il sindaco di Agrigento, che darà una cornice di regole e decoro al sistema delle affissioni e che eliminerà l'attuale quadro di incertezza, disomogeneità e disordine delle installazioni. Ed esultano anche i consiglieri di Agrigento Rinasce, Alternativa Popolare e Agrigento Cambia. Il Comune di Agrigento, finalmente, dicono l'ente, si è dotato in questo settore di ferree regole, di uno strumento importante per la città.